Se avete il foglietto, facciamo assieme l'antifona d'ingresso di oggi. L'amore di Dio è stato versato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che abita in noi. Alleluia! Allora diamo inizio a questa nostra celebrazione facendo tutto nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ecco, abbiamo detto dello Spirito Santo. Oggi ricordiamo proprio la discesa dello Spirito Santo nel cenacolo su Maria e gli Apostoli. Ricordiamoci che c'era sempre Maria, ecco, nelle cose principali di Gesù. Il Dio della speranza, che ci riempie il cuore di gioia e di pace nella fede, per la potenza dello Spirito Santo, siano con tutti voi. Il Signore Gesù ci invita all'inizio di ogni celebrazione a riconoscere in umiltà quello che veramente siamo, almeno io, un grande peccatore. Riconoscersi peccatore è la cosa più bella per Gesù, perché lui stesso ha detto: non sono venuto per i giusti, sono venuto per te, Egidio, per i peccatori. Poi Gesù aggiunge: il medico va dove c'è l'ammalato, dove c'è E allora è venuto questo medico dello Spirito Santo, è venuto proprio per chi riconosce umilmente i suoi peccati e che riconosce che l'amore di Dio, la sua le nostre debolezze. Diciamo assieme: confesso a Dio pensieri, parole, oh Maria, che per me il Signore Dio Onnipotente ci conduca alla Signore, tu sei la via che riconduce al Padre, abbi pietà di noi. Signore, tu sei la vita che rinnova il mondo. Riconoscila per questo non Gesù ha detto: va, è venuto, riconosce di ritorno sempre così molto sole e ora col grandissimo è stata Maria, poi per me di ogni cosa, per Gata e pace in terra agli uomini. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente, Signore Figlio unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre,
Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo di Dio Padre. Amen. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Preghiamo. Padre, che nel mistero della Pentecoste santifichi la tua Chiesa in ogni popolo e nazione, diffondi sino ai confini della terra i doni dello Spirito Santo e continua oggi nella comunità dei credenti i prodigi che hai operato agli inizi della predicazione. Tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Manda il tuo Spirito, Signore, a rinnovare la terra. Manda il tuo Spirito, Signore, a rinnovare la terra. Manda il tuo Spirito, Signore, a rinnovare la terra.
Certo. Rendiamo grazie a Dio. Ci alziamo in piedi per la sequenza. La lettrice farà la parte, noi faremo la parte in grossetto, l'altra parte la fa lei. Consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo, nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato. Alleluia, ma alleluia. Alleluia. Quando verrà il paraclito, che io vi manderò dal Padre, lo Spirito della verità che procede dal Padre, egli darà testimonianza di me. E anche voi darete testimonianza, perché siete con me dal principio. Molte cose ho ancora da dirvi, ma per il momento non siete capaci di portare il vero. Quando verrà lui,
prenderanno quelle che Dio le annuncerà. Tutto quello che il Padre possiede è mio. Per questo ho detto che prenderanno quello che è mio e ve lo annuncerà. Parola del Signore. La grande festa di oggi costituisce la pienezza, dell'evento pasquale. In effetti da domani cominceremo il tempo ordinario, finito il tempo pasquale, che termina proprio con la risurrezione, con l'ascensione e con la Pentecoste. Allora, cos'è la Pentecoste? Cosa significa Pentecoste? Significa 50 giorni dopo la Pasqua. Oggi è il 50° giorno dopo la Pasqua. Quest'anno, se vi siete accorti, la Pasqua è caduta in anticipo e anche la Pentecoste è venuta qualche giorno in anticipo. Come diceva Padre Pio, cerchiamo adesso di prendere fiore da fiore, come fanno le api che vanno a prendere da fiore per fiore, un succo, una spiegazione delle letture che la Chiesa ci ha proposto questa mattina. Ecco, la prima lettura narra quanto accade a Gerusalemme 50 giorni dopo la Pasqua. Gesù nel cenacolo, pieni di paura, ed era con loro la Madonna. Questo è importante. Nei momenti più importanti della vita di Gesù era sempre presente la Madonna. Vi racconto un piccolo particolare. Io sono cappellano giù all'ospedale Gervasutta di Udine e tante volte chi è stato sa che nell'angolo abbiamo una bella Madonna dentro in una roccia. E a me fa male il cuore a vedere le persone e mi metto qualche volta a pregare il rosario, dietro, allora tanti non mi vedono e io però vedo quelli che entrano. E mi fa male veramente al cuore a vedere le persone che ignorano il tabernacolo, ignorano che davanti al tabernacolo c'è una luce accesa 24 ore su 24 e vanno dritti a inginocchiarsi a fare il segno della croce davanti alla Madonna. Eresia, è sbagliato! La Madonna piange a vedere queste cose, la Madonna tiene in braccio Gesù e dice fate quello che Lui vi dirà. Stiamo attenti a non paganizzarci, già la fede, come dice il Papa, è una cosa ormai diventata una cosa propria, ognuno se ne fa uno per conto suo. La seconda lettura parla ai Galati San Paolo e spiega quali sono i frutti che porta lo Spirito Santo, no? E fa la differenza quali sono i frutti che porta lo Spirito Santo e quali sono i frutti della carne, cioè delle anni erotti. Se andiamo a analizzare, siamo nella stessa situazione. State un po' a sentire. Camminate, dice Paolo ai Galati, secondo lo Spirito. E la carne, infatti, ha desideri contrari a quelli dello Spirito.
cosa? Lo spirito ha desideri contrari a quelli della carne. E sono note bene, dice Paolo, quali sono quelli della carne, le opere della carne. Quali sono? Fornicazione. Provate a immaginarvi quel che dico adesso, vedendo con un occhio cosa sta succedendo nel mondo di adesso. Fornicazione, impurità. Uno non può accendere la televisione magari senza vedere, ecco, queste cose qua. Inimicizie, discordie, gelosie, dissensi, divisioni, fazioni, invidie, ubriachezze, orge, sataniche, diaboliche e altre cose del genere. Questi sono i frutti della carne, i frutti del mondo, quello che sta succedendo adesso. E nessuno ha il coraggio di dire vergognati. A me mi prendono in giro, sapete perché? Perché ho il coraggio di girare anche per Udine con l'arma in mano, con la mia arma, che diceva Padre Pio, la corona del rosario. Perché devo aver paura a portare un crocifisso di riconoscimento? Domina la paura. E la Madonna dice: chi è nella paura non è con me né con mio figlio. La paura quando siamo con Gesù e con Maria. Il frutto dello Spirito invece, dice Paolo, cos'è? Amore, gioia, pace. È inutile che andiamo a invocare la pace, dice Papa Francesco, e mandiamo armi per la guerra. Ed è inascoltato questo Papa. Quando gli interessa alle persone lo ascoltano, quando dice la verità è inascoltato. Io ho avuto modo di parlare con lui 2 volte in 2 mesi adesso. Ho fatto 50 anni di matrimonio e sapete che ho un angelo custode io in Vaticano, uno dei miei 6 figli che è ispettore Vaticano. E ora sono raccomandato e ho potuto parlare con Papa. È uno splendore quell'uomo. Gli ho portato una lettera di un ragazzo autistico che sto seguendo, tra gli altri centinaia di casi che sto seguendo, dottori con l'Alzheimer, eccetera, eccetera. E gli ho portato una lettera. Il Papa gli ha risposto lui di persona. Ecco, è grande questo Papa. Certo, non è uguale a Benedetto, non è uguale a quello di prima. Ogni Papa ha le sue, la sua natura, le sue... Ecco, allora, la nostra pace, che la nostra pace è di interesse, tante volte diamo la mano pensando di odiarti. Magnanimità, benevolenza, bontà, che non è buonismo. Ricordiamoci, oggi impera il buonismo, ma Gesù vuole la bontà, fedeltà, mitezza, dominio di sé. Ecco quante cose porta lo Spirito Santo oggi. Oggi bisogna parlare di queste cose perché, a parte le letture, ma sono i doni dello Spirito Santo. Io chiuderò col Veni Creato Spirito, adesso la mia omelia, ma sentiremo proprio che il Signore vuol donarci, ecco, questi doni dello Spirito Santo. E veniamo al Vangelo. Allora, nel Vangelo ti ricorda che Gesù è risorto e
compie la sua promessa. Cosa aveva promesso? Vi manderò